Zappetta, Mancadilla, Astora qui, Nantavia Stella e l'ora di Yuga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di... Zabianton. Allez, Yuga insieme. Salve a tutti, a ringraziarvi di essere noi in Tavia Stella, felici di ritrovare Yuga insieme ai Sapientoni. Presentazione di nostre squadre di stasera. Au féminin, s'il vous plaît, la squadra trasmissione. Puletiscia Camanapa, Maria Francesca, Noelle e Anna Maria. Salute. Salute. Tutto va bene? Tutto va bene. Parlatemi di questa squadra trasmissione. Allora, è una socio che presenta diversi lavori in giro a lingua e cultura corsa, traduzione, ma di un interpretariato, ciò che noi abbiamo per spesso, e messa in ballo di un patrimonio in generale. Dunque, è logico di ritrovarvi a giocare con noi ai Sapientoni. Forse sì. Ah, di sicuro. Ringraziarvi di essere con noi e ti la gioca stasera contro una squadra di giovani. Gioventù Corsa, squadra Francesco, Tommaso lui, salute. Ça va les Thomas? Ça va. Allez, parlatemi di questa squadra, Gioventù Corsa. Allora, siamo tre giovani, dunque abbiamo Tommaso 1 e Tommaso 2, come l'hai detto. Ci ripresentiamo a noi che abbiamo detto facciamo così, facciamo i Sapientoni per passare una bella stonda e verremo. E così che ci voleva, vi ringraziamo, ringraziavi di 6 minuti per giocare con noi. Siete pronti, quantunque? Yeah. Bon, allez, il tempo per me di presentare, bon, la presento più, ma quantunque di a me Sapientone a me. Patrizia Catacega, salute. Salute a tutti. Buonasera. Femminile o masculin? Beh, Per stasera vi daremo. Allez, cominciamo ancora a raffica. Allez, ora cominciamo ancora a raffica. Se conoscete su yoga, sapete che lo si comincia così. Un po' di domande, più o meno va, ci le rispondo il più presto possibile, mettete mano non tu funzo. Il primo che picchia di quello che risponde. Allez, cominciamo. Chi bocca si franca per andare dalla Ligiani a Orezza? A carota. A bocca a carota. Risposta buona. Vai. bello nome a carota. Quella carota. lì, la canzone ai Viligoni, quando Luigi e ne vegi mule berti a bocca da carota. C'est bien pour la rime. Allora, o fiammingo, il flamand e il francese, chi è l'altra lingua parlata in Belgica? In Belgica, In Belgica. allora, chi lingua si parla? Wallon. Il wallon. Wallon. Wallone. Risposta buona. Bravo. Allora, il flamingo s'abigineria di più, così non sono le stesse lingue, ma dall'olandese e il wallon s'abigineria di più dal francese. Ecco. Un'altra domanda di Saraffica, che hanno pubblicato in 1973 Goscinny e Uderzo. Astérix. Mais Astérix, qual è? Chez Cléopâtre. L'hanno detto. Asterix è chez Cleopatra. E Cléopâtre. Peccato che non avete mica inteso, l'hanno detto. No, non era mica in De Cleopatra. Era Asterix in Corsica. Asterix in Corsa. Oh, si buia ben sa, per una domanda oui. di Sabiantoni. Quintesimo di agullezione. Un'altra domanda, scusatemi. Di chi strumento siete... No, di che strumento siete fortunati di suonare se voi avete un Stradivarius in mano? No, c'est bon, on l'a. Un chapetti in onda. Ma cos'è un Stradivarius? È un violino. Di un violino. Risposta buona. Allora, di sti violini famosi ne verma oggi 696 in stato.
Dunque, sono stati va brigati da un luciaio che porta un nome di Stradivari, un italiano gadato Stradivarius. Ecco, Ladino. e sono sicuro che conoscete tutti i nostri luoghi, dunque ascoltate, il lago di Umelo e di Capitello sono da scoprire in valle di Restonica. sono le che hanno pigliati prima. Di Restonica. Sofia, non conta di Sofia. No, c'est pas le genre So de la se ne maison. usciò che mi viene. Restonica risposta una. Capite che sabbiano, ma si sente voto. Ecco, tutto il mondo a sapere, Montes, di sicuro. Allora, a chinesimo, a 20 punti, quantunque, 60 punti, siete in testa per ora. Continuiamo e giochiamo a varia via. Continuiamo ancora a varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. E ora cominciamo ancora a squadra di Gioventù Corsa. Cerchiamo un uomo di suo gruppo Bastiaccio Puntello di Uriacquisto ha festeggiato i suoi 40 anni a l'anno scorso. Parliamo di... Allora, parliamo di i Giamadialesi, l'Albino o l'Arcugi. Fabusi. No, no. Arcugi. L'Arcugi? 40 anni. 30 anni. Ah no, Sei no. Ciamagialesi. No, tutto il mondo a Saio, infine. E no, mica l'Arcugi, le Ciamagialesi. Abbiamo fatto un regalo, ma voi avete fatto un bel regalo. No, ma nostri concorrenti, abbiamo via sta domanda noi. Ma avete preso 20 punti senza fare nulla. Ah, bon, va Voilà. In più no, di qui hanno vivo. festeggiato i 40 anni, quantunque sono passati a Teatro Iwasti a tre sere, sono passati a un baladino, dunque si sappiuta. Allora, tocca a noi. Scegliete un solo di 3 presidenti americani. Hai fatto 4 mandati tra Roosevelt, Lincoln o Washington. C'est le seul président des États-Unis à avoir effectué 4 mandats. Lincoln, Washington. Roosevelt non penso mica. Pensare così. Washington è stato un pezzo, ma 4 mandati. Secondo me non vale nulla. Ah, due di 4 anni. Ma dopo, ma non su di no. Dimo Washington. Non so. Lincoln, pas comprendre, ta Washington. manière. Allez, una risposta per piacere. Washington. Mi dite Washington. E io voglio rispondere fair play. Perché vanno regalati 20 punti e voi rendete 20 punti. No, dirà a storia, ma storia moderna. Dirà Roosevelt. vabbè. Perché Patrizia? Roosevelt Ma no. perché all'epoca che lui si è presentato, dunque da 32 a 45, si è presentato 4 volte, circostanze hanno fatto tra guerra che cominciava, guerra con era ancora finito, dunque con era ancora finita, si è presentato 4 volte, ma non era mica scritta nella Costituzione che 2 mandati soli erano permessi e solo in 51 che la Costituzione cambia e che il Presidente avevano in realtà 2 mandati. Perché non c'era solo una tradizione, non si ripresentavano più, ma c'era solamente una tradizione. Dunque c'era Roosevelt. Allez, riflettete appena di che origine era l'astronomo o l'astronomo, come vous le mettez l'accent? L'astronomo. Nicolas Copernic. Allora, era francese, era polonese o era italiano? Nicolas Copernic. Français, polonais, italien. Polonais, no? No, polonese. Di qua polonese? Polonais. Polonese. Perché polonese? Bah. Perché Copernic. Copernic, italiano, no. Francese. No, francese, perché mica, perché mica. Ma no, direi polonese. Per me che zona di più polonese. È nato in Polonia nel 1473 e è luogo dunque drow la nozione dell'eocentrismo, dunque una rivoluzione, posto che dice lui ad agire intorno al sole, dunque è mica il contrario come legge hanno certi. Grazie Patrizia. L'ultima domanda di Savaria Via. Secondo un blog A Piazzetta, conoscete A Piazzetta? No.
I abitanti sono i Froghisi. I Froghisi di Corsica, di Indoaso. In Lecce, di Bortivetto, di Gurone. In Bonivaggio o in San Fiorenzo? Secondo il blog a Piazzetta. I chiamano i Froghisi di Corsica. Perché i francesi in generale sono chiamati Lecce, dall'inglese. Bonivaggio, San Fiorenzo. Lecce, Bonivaggio, San Fiorenzo. Moi, comme ça, j'aurais dit San Fiorenzo. Io avrei detto Lecce. Bonivaggio. Ok, ça c'est fait. Allora, Chi dite? Bonivaggio. Bonivaggio. All'azzardo, qui. No, non era mica Bonivaggio, era San Fiorenzo. je dis que è quella che ha detto Bonivaggio, aveva a San Fiorenzo, la giuntesa. Quella che ha detto San Fiorenzo. Era San Fiorenzo perché chi Froghisi erano mi pare, dunque se lo si gabi a Barola, Froghisi erano perché chi San Fiorenzo infatti i chiamano i ranutiadi per via dei stagni o i spellaranoti, mangiavano assai i ranoti, c'è di noi a Gorsa i ranutiadi, c'è di noi a Vuntana dove legiso i ranoti ascoltate, si vede dunque San Fiorenzo dicono così, che sono ranutiadi. Dunque i Froghisi, secondo la Piazzetta. Allora, avete 40 punti. E sono passati in testa anche 60 punti, bravi. Ma non si continua, sono in immersione in questo momento, di scuola primaria, le CP, de l'école primaire de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, sono con noi stasera, salute. Bon. Sage et sympathique, à Possuli, allez. Et nous avons dit le club omnisport de Porticchio, in Doisietti, c'était qui in piena forma di noi, la socio Artistella che faccia la promozione di Uvalli. A ringraziare. Giochiamo a trappola. Allora, a trappola sono queste domande preparate dai nostri candidati. Dunque, vengo a cercare questa domanda qui. Sarà una trappola o no? Allora, di una trappola, voilà, ça c'est fait. Giusto per mettere pressione, Hai capito? Allora, che espressione francese è equivalente a andarsene da viga a ubero? Da viga a ubero. In francese chi sarebbe l'espressione? Andarsene da viga a ubero. Che volerà dire in francese? Moi, je dis qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un piège. In francese, usiamo piuttosto due animali invece di due arbori. Allez, adieu à Oui, c'est ça. Passer du coq à l'âne. C'est bon, on peut. C'était une idée. Ouais. Passer du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne. Oh. E per chi? Nei due jours, questa affaire. Bah, c'est rien, c'est une expression française. Non, voilà, oui, adieu visto. Passer du coq à l'âne, passer du figuier au poirier. Du figuier au poirier. Du poirier du coq à l'âne. C'est ça, risposta una. Voilà. Il y a aussi passé du coca light, mais on n'a pas le droit de le dire. Voilà, ça là c'est fait. Voilà. È caduto, Cadeau. Normalmente. Oui. Normalmente devono droit. Quando? Ah bon? Quando? Mica pressione. E in due è nato. Quando è in due è nato Pasquale Paoli. A chi dada e La- due è nato. La nata? La nada un giorno, un mese. Merusaia 1725. Un giorno e un mese. Un giorno e un Ho mese. detto no. 6 d'aprile. Febbraio aprile. Oh, un mese la emo, Yeah. Boh, e a un giorno vicino possiamo dire che sì, 5 Cent- d'aprile. 5 d'aprile, dire un 5 d'aprile, oh. Risposta a una, possiamo dire, Oh, A chi ora, Beppe Laurent?
A chi ora io? Allora, 80 punti comunque, Passo sempre in davanti con 100 punti. Tocca a tocca. 7 a tocca. Non si rigiuga a un sciapacapo. E qui volete fare speranza un sciapacapo perché vengono da un'epoca di indizi e patron una personalità corsa. Il primo indizio è Patrizia. Allora, sono nato in Mantinome in 1945. Preferisco dire in ladino che per me conta assai il ladino. Mi piacciono di più le lettere che le matematiche. Diago Mutier. In due sorte di Diago Mutier. Bon, di Bastia, ma ti ne risponde. Beh, perché chi non Bastia, Audore, Elettere, 45, quella da is. Un altro bastiaggio. Diago Mutier. Bravi. Vabbè. Mu va tu studi Gurtia. Ma quantunque va. No, ma bon, si può avere un dubito, almeno un piccolo dubito. Di berghi o ladino, di quantunque un aggregato di lettere classiche, professore all'università, scrivano, poeta, ma soprattutto romanziere, un'opera romanzesca che l'ha costruito dall'anni 90 con il suo primo romanzo, dunque a Fontana d'Altea. E dunque, dei romanzi di Beraghi, Bastia apparisce sempre come un elemento strutturante di romanzo. Vorrà dire che qualcuno non è mica mentata agita, ma l'ambiastiaccio di quantunque si percepisce sempre in dei romanzi di Diago Mutier, di sicuro un puntello di riacquisto, animatore e fondatore di rivista Rigiro negli anni 70, a squadra i settanteschi, Diago di quantunque un personaggio emblematico della nostra cultura e della nostra letteratura, che continua a usare il nome Binsudo, tutto che lì, a promuovere e a essere l'ambasciatore della lingua e della letteratura. E così bravo di noi, cioè di ladino. E beh. Bon, la via è no. Enfin, je l'avais pas de suite, mais je... Ah, d'accord, bon. Ma è nostre sapientone, la squadra trasmissione, 140 punti, bravi! Bella Allora, a sto qui è l'ora di regali e un regalo in più stasera. I nostri vincitori hanno potuto ascoltare musica cuso altaoggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Ecco, regali per tutto il mondo e alla Giulietta un regalo in più. Tutte le sere abiti, quando andate pure non sapientone.tv, ciò che l'ha fatto Nicola, una mica era. E chi si è passata? Ha risposto a 5 domande in filerata e in poco tempo ha vinto. E ha vinto cosa ha vinto? Sta fare qui in entro un bello biglietto e ti da piglia all'avvio con il nostro partenario, andate pure in continente in 2 bobuletti e poi di noi andate pure non tu sapi Antoni punto dv voilà, si vince tutti i mesi un biglietto d'avione. Bravo. Allora, voglio ringraziare 2 belle squadre stasera, il pubblico di noi, più ben intesa a me, Patrizia a me, basterà per stasera, da qui una stundetta l'informazione non taglia stella, ci ritroveremo da qui a poco, ciao! Bravo.